Angelo Bresolin, cosa si prova ad essere il pederobese dell'anno? È stata un'emozione grande perché oltretutto non mi aspettavo una premiazione del genere. Conoscendo tutto il paese, i personaggi, hanno deciso tu quest'anno sei il personaggio. Ma è tanta gioia, tanta gente e tutti gli amici che sapeva quando c'era la mia povera moglie. Mi ha fatto piacere a Rosetta. Sì. La mia Rosetta e c'erano tutte le sue amiche. Ecco, questa è anche una cosa bella per ricordarla, il dono che mi hanno fatto è per tutti e due, perché in realtà era lei la promotrice, era lei che si muoveva, aveva tanto spirito e quello che diceva lei era giusto, quello che dicevo io non proprio, era lei che comandava. Ecco. Ecco, ricordiamo brevemente le realtà con le quali ha collaborato, la cooperativa Vita e Lavoro. Lei? Ha incominciato con la corale I Postagnò del 97, sicché siamo stati 27 anni assieme a questo gruppo. Abbiamo girato tanto l'Europa, l'Oltreoceano, Australia, il Brasile, siamo stati 3 volte e da lì che ho conosciuto i nostri poveri emigranti, i veri emigranti, e mi è venuta la passione proprio anche di aprire questa associazione che ne aveva bisogno. Ecco, 27 anni, siamo arrivati a 186 iscritti con giornale, un numero ben grande, e avevamo dato gioia anche ai nostri qua, quelli che tornavano, ricevevano i giornali. Era tutto un trovarsi. L'Avis, sono sempre stato all'Avis, ho incominciato quando mia moglie aveva bisogno di sangue e da lì ho detto no, devo darlo anche io il sangue. E da lì ho cominciato, prima la Svizzera, poi Italia, fino a 126 donazioni. E la cooperativa Vita e Lavoro? E la cooperativa è sempre 40 anni in consiglio di amministrazione e sempre lavora forte perché il tema grosso era quello, il mio figlio si sa Marlo lui. 40 anni fa non c'era niente, erano a casa isolati, nemmeno uscivano perché avevano paura che la gente e abbiamo cominciato a tirarli fuori da queste case, giustamente come ha detto il presidente del circolo, siamo arrivati che i ragazzi sono normali, escono. Ecco, la promessa che ha chiesto il comune qual è? Cosa manca a Pederoba quindi? Su tutta l'area qui pedemontana ne manca una bella casa alloggio, una casa per loro, non un pensionato, non una casa manca una bella casa di riposo, di soggiorno per questi ragazzi. Per questi ragazzi, fatta bene, con persone capaci, che devono continuare da 65 in poi. Non è vero che dalle 8 bisogna metterli prima se i genitori muoiono. Se io dovessi mancare, già ho bisogno di una casa alloggio, lo metto in casa di riposo, non è possibile. Allora un saluto. Allora io lotto adesso quello che ancora ho qua, lotto per questo.